Salutiamo subito i nostri relatori, i nostri ospiti, facciamo un bel applauso. E salutiamo anche i nostri ragazzi, i nostri professori, diamo a tutti il benvenuto e anche a qualche genitore che è qui presente insieme a noi. È una giornata questa oggi molto particolare, eventi al liceo Mauro Vigo ne abbiamo fatti tanti, continueremo a farli e quindi insomma dovremmo essere un po' abituati, o quantomeno dovrei essere io insieme ai professori, ai ragazzi eccetera, perché è bello che un liceo si apra al territorio, è bello che i ragazzi possano avere e vivere tantissime esperienze. Però oggi è una giornata veramente particolare e all'interno della settimana della lingua siciliana noi abbiamo, grazie a Davide Riotta che è qui insieme a noi perché rappresenta l'associazione di cui vi parlerà dopo, e grazie ai relatori ma anche ai professori, il professore Magris, il professore Coscarini, partecipiamo a questo evento noi tutti, un po' insolito perché sembrerebbe quasi normale non parlare della lingua siciliana perché è la nostra lingua, e mi sarebbe piaciuto incominciare a intervenire all'inizio con una bella frase in siciliano, in dialetto siciliano, ma purtroppo io stessa sono inibita rispetto a quello che dovrebbe essere invece usuale per tutti noi. Ho anch'io studiato un attimo quali sono stati i meccanismi per cui tutti da piccoli siamo stati abituati a credere e a pensare che il dialetto siciliano fosse per gli ignoranti, per un popolo di ignoranti, per chi insomma non conosceva la lingua italiana, e quindi tutti noi da piccoli siamo stati inibiti e forse continuiamo a farlo anche in maniera inconsapevole, perché diamo sempre un grosso valore giustamente alla lingua italiana, alla lingua nazionale, ma ci sentiamo, come dire, inibiti proprio nel parlare la nostra lingua, il dialetto siciliano. E allora sono andata un po' indietro nel tempo e vi voglio raccontare cosa fa parte un po' del nostro studio, della nostra storia, e soprattutto qualche curiosità. Allora, parlando del dialetto, il termine viene dal greco, dialectos, che significava prima colloquio, conversazione, poi anche lingua di un determinato popolo. La parlata popolare fu a lungo considerata la lingua dei poveri, qualcosa di cui vergognarsi, soprattutto rispetto alla lingua italiana che fino agli anni 50, in un contesto di grande analfabetismo, era scritta e parlata da pochi. Con la sistemazione definitiva dell'italiano ricominciò l'interesse per il dialetto, ma bisogna arrivare al 1977 con la pubblicazione della Carta dei dialetti d'Italia del linguista Giovan Battista Pellegrini, e qui gli fu restituita dignità. Però il dialetto, non più ritenuto una variazione, una correzione dell'italiano, ma analizzato da un punto di vista storico, linguistico, fu riconosciuto come lingua. E va detto, e questo appunto è quello di cui vi parlavo, che sono proprio i siciliani ad ostacolare il riconoscimento e l'uso del proprio dialetto. Questo perché la Sicilia è sempre stata afflitta da quella arretratezza strutturale e ha sentito ulteriormente il peso sociale del poco utilizzo della lingua siciliana, della lingua italiana. Rinnegare il proprio dialetto, vergognarsene quando si emigrava in altre regioni, era una prerogativa per lasciarsi alle spalle quella arretratezza e per integrarsi in nuovi ambienti sociali.
Quindi immaginate un po' come il nostro dialetto poi venisse considerato qualcosa di cui vergognarsi. Eppure Dante nel suo trattato del Vulgare Eloquenzia, esaminando i vari dialetti italiani, si sofferma sul volgare in Sicilia, che deve la sua straordinaria grandezza alla corte e alla personalità di Federico II e di suo figlio Manfredi, sovrani illuminati, mecenati e nobili, ben diversi dai superbi principi italiani. Per questo, intorno alla corte sveva si era formata l'originale e altissima esperienza della scuola poetica siciliana. E Dante testualmente, nel suo appunto De Vulgare Eloquenzia, dice: il volgare siciliano si attribuisce fama superiore a tutti gli altri per queste ragioni, che tutto quanto gli italiani producono in fatto di poesia si chiama siciliano. La lingua in cui i documenti della scuola siciliana sono espressi è il siciliano illustre, una lingua nobilitata dal continuo raffronto con le altre lingue analoghe del tempo, il latino e il provenzale. Alcuni tratti linguistici del siciliano illustre, perché arricchito da francesismi, provenzalismi e latinismi, vennero adottati anche dagli scrittori toscani delle generazioni successive e si sono mantenuti per secoli o fino allora che la lingua poetica e non italiana. Io adesso voglio soltanto darvi qualche, curiosità. Dal punto di vista lessicale, allo sviluppo di vocaboli di derivazione direttamente latina, abbiamo per esempio Sartagna, cadella, dal latino sartaginem, anciu, largo, dal latino amplum, utrispitu, cavalletto, dal latino trespes, trespedis, ugaviccio, cavo del letto, dal latino cavicium, che vuol dire cappuccio, nutricari, dall'uguale latino nutricari, transiri, dal latino transire, e ciò andare oltre. Cioè andare oltre, scusate. Non si può parlare del dialetto siciliano, delle sue trasformazioni, prescindendo da quella che è la storia della nostra regione, contrassegnata da diverse dominazioni. Greco dall'antichità sino al XII secolo è indiscussa, tanto da validare le acque dello stretto, e da lì espandersi in Calabria. Dalla lingua araba, e sarà proprio l'arabo a lasciare una traccia indelebile nel siciliano. Alcune parole della lingua siciliana inoltre sono ormai entrate a pieno titolo a far parte del lessico ufficiale della lingua italiana. Abbuffarsi, mangiare sazietà, vuol dire gonfiarsi come un rospo, che infatti è in siciliano detto buffa. Non lo sapevo neanche io, alcuni termini proprio non li conosciamo. Canestrato, tipo di formaggio, deriva da canistratu e dal fatto che simile al pecorino si riconosce in gesti di vimini e di canestro. Cannolo, il dolce tipico conosciuto in tutto il mondo, deriva dalla parola siciliana cannolo, e questa da canna, cioè indica oggetti cilindrici cavi, nonché il rubinetto, ed è entrato nella lingua italiana agli inizi del Novecento. Bene, io potrei andare avanti, ma voglio proprio fermarmi, perché dobbiamo dare spazio a tante attività e a tanti interventi molto importanti, per cui adesso io do la parola a Davide Liotta, che in qualche modo è artefice di tutto quanto e di tutta questa organizzazione, e lui ci spiegherà un po' i motivi e cosa dobbiamo Grazie alla dirigente, la professoressa De Francesco, per questa introduzione, ma soprattutto grazie a voi ragazzi che siete oggi qui. Magari qualcuno di voi vede in questa occasione la possibilità di non fare qualche ora di lezione, ci può anche stare, ma sono convinto, mi piace pensare, che dopo questa esperienza qualche riflessione su quanto andremo a trattare la farete. Bene,
Io prima di entrare nell'ambito del tema che caratterizza la giornata di oggi, desidero poter evidenziare un aspetto. Voi siete degli allievi fortunati, perché siete in un liceo dove la vostra dirigente è particolarmente sensibile ai temi sociali. Il nostro rapporto, dovete sapere, probabilmente qualcuno di voi lo sa, ha avuto inizio un anno fa, e ha avuto inizio non per la lingua siciliana, ma per un'attività sportiva. La vostra professoressa De Francesco, la vostra dirigente, è stata premiata un mese fa, forse meno, come rappresentante, come dirigente del liceo Mauro Vico per le attività di blogging. Qualcuno se lo ricorda? Bene, l'anno scorso noi come associazione promuoviamo questa attività sportiva, la vostra dirigente, come dicevo, estremamente sensibile ai temi sociali e culturali, ha immediatamente aderito a questo progetto e ha consentito, tra i pochi istituti in città, di potervi partecipare. Ecco, questo mi piaceva, prima di entrare nel tema della giornata di oggi, evidenziarlo a voi che fate parte di questo liceo e che siete fortunati proprio per questo. Ma andiamo al tema di oggi. Ha detto molto bene la professoressa De Francesco, noi siciliani ci creiamo dei pregiudizi, degli autopregiudizi, forse una sorta di autorazzismo nel praticare la lingua siciliana. Ma come è nata per noi dell'Associazione Culturale RB questo percorso? È giusto che vi dia un po' la cornice entro la quale ci muoviamo e quali sono anche le prospettive e gli obiettivi che ci siamo dati. Questa di oggi è una tappa di un percorso che ha avuto inizio il 26 di settembre, quando nell'aula magna dell'Università di Messina abbiamo organizzato una tavola rotonda e hanno partecipato diverse realtà, come licei soltanto il Mauro Vico e la Farina. Ha partecipato anche il vostro professore Macris con un intervento eccellente. L'obiettivo qual è stato? Quello di recuperare la dignità della lingua siciliana, superare quel pregiudizio che ne inibisce l'utilizzo quotidiano. Perché siamo stati motivati a questo? Noi siamo partiti con un'esperienza fenomenale. Quest'anno, all'inizio di quest'anno, abbiamo avviato un laboratorio teatrale sul 12° canto dell'Odissea, per intenderci quello dove Odisseo attraversa lo stretto di Messina, ma con un testo particolare, un testo tradotto dalla professoressa Rosa Gazzara direttamente dal greco al siciliano. Credetemi, è stata un'esperienza fenomenale, perché la potenza espressiva della nostra lingua siciliana è notevole, la musicalità che riesce ad esprimere è notevole. Spesso all'interno di questo laboratorio teatrale facevamo il raffronto tra le varie traduzioni che ci sono dell'Odissea e questa traduzione in siciliano. Non ha nulla a che vedere. La nostra lingua è capace di esprimere molto, molto di più. E questa esperienza ci ha portato a una messa in scena di una pillola di questo spettacolo teatrale che abbiamo fatto a Villa Cianciafara, e questa pillola, questa esperienza è stata notata da un mio caro amico che è un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è molto sensibile a questo tema, il dottor Aurelio Latorre. Con lui ci siamo incontrati e mi ha fatto sapere alcune cose che io non conoscevo e che mi hanno particolarmente indignato e che adesso voglio condividere con voi che siete siciliani. Bene, dovete sapere che nel 2009, durante il periodo del governo D'Alema, fu varata una legge che tutela le lingue vulnerabili, le lingue a rischio di estinzione. E questa legge ne tutela 12: il ladino, l'albanese. Tra le regioni a statuto speciale tutela soltanto la lingua sarda e quella friulana. La lingua siciliana no. Nonostante, come diceva la vostra professoressa, la nostra lingua ha tradizioni antichissime, la poetica siciliana è di estremo prestigio. Beh, sicuramente avete studiato che quando fu fatta
l'Unità d'Italia, erano 2 le lingue in ballottaggio, poi questo ballottaggio non si sa se era vero o meno, ma comunque lo vinse il fiorentino. Questa cosa mi ha indignato, ma come è possibile mai che la lingua siciliana non è tutelata, non viene riconosciuta come identitaria di un popolo anche abbastanza numeroso come quello di noi siciliani? Secondo aspetto che mi ha motivato in questo percorso: nel 2011 la Regione Sicilia ha emanato una legge che istituisce che in ogni scuola di ordine e grado si possa fare una lezione di 1 ora dedicata alla lingua siciliana. Bene, questa legge è rimasta inattuata, è rimasta a binario morto, perché mancano dei passaggi amministrativi, dei decreti attuativi. Tra gli obiettivi che ci siamo dati, noi dell'associazione RP, insieme al dottor Aurelio Latorre, e poi si è aggiunto l'europarlamentare Ignazio Corrao, c'è quello di incidere su questi 2 aspetti sotto il profilo istituzionale. Ma quello che ci preme ancora di più è accendere i riflettori su questo tema. Non abbiamo ovviamente la pretesa di dare un taglio accademico scientifico, questo giustamente lo lasciamo ai linguisti, lo lasciamo a chi di questa materia ne fa una professione. A noi piace poter portare questo tema tra la gente, con la gente, e sicuramente voi ragazzi siete un obiettivo privilegiato da questo punto di vista, perché siamo consapevoli che forse noi rappresentiamo l'ultima generazione che può darvi l'opportunità di scoprire la bellezza della lingua siciliana, fermo restando che la lingua nazionale, l'italiano, quella è e quella deve restare, che sia chiaro. Voi siete in un liceo classico? No, assolutamente no. Ma considerate che l'Unione dell'UNESCO considera noi siciliani bilingue, ma noi siciliani non lo sappiamo, non ce ne rendiamo conto, proprio perché c'è quel pregiudizio. Tutti noi a scuola, magari quando parliamo in siciliano, veniamo additati come ignoranti. Non è così. La parlata in siciliano viene considerata come figlia di mafiosi, ma non è così. Gli attori, quando magari vanno a fare dei casting a Roma, a Milano, se si sente l'inflessione siciliana, tendenzialmente vengono scartati o gli vengono attribuiti soltanto ruoli da mafiosi. Non è così per i romani, non è così per i liguri, non è così per i veneti. Non so se avete avuto esperienze nel Veneto, loro sono fortemente orgogliosi del loro linguaggio. Io nelle mie esperienze professionali che ho lavorato in Veneto ho avuto delle difficoltà notevoli, proprio perché venivamo discriminati. Ma i primi responsabili di questo fenomeno siamo noi, lo diceva la professoressa De Francesco, perché in tutte le fasi di immigrazione, quando andavamo a cercare lavoro, ci vergognavamo, cercavamo di evitare di farci riconoscere. Bene, è un problema che ci portiamo, che passa di generazione in generazione. Il nostro intento è quello di valorizzare la lingua siciliana come elemento culturale, e quando parliamo di identità vogliamo fare attenzione a non farci strumentalizzare, e mi riferisco al rischio che movimenti politici, purtroppo siamo già stati avvicinati da questi movimenti politici, che sono scissionisti, che sono separatisti, che magari fanno leva sull'identità siciliana per altri fini. Bene, a noi non interessa. Noi quello che vogliamo valorizzare è la nostra lingua identitaria come cultura, ma la nazione è una ed è l'Italia, è quella alla quale apparteniamo. Tra i ringraziamenti in particolare io voglio ringraziare tutti i protagonisti di questo percorso. Noi oggi siamo, adesso mi sfugge in quale tappa siamo, credo siamo alla 6ª tappa. Il percorso è iniziato lunedì con la Feltrinelli, poi siamo passati al Liceo La Farina, poi l'Istituto Comprensivo di Soleoli, poi la Mondadori. Oggi siamo qui insieme al Liceo Mauro Rico. Oggi pomeriggio nella nostra sede si parlerà di Rosa Balistreri con Peppino Restifo. Subito dopo ci sarà una lezione aperta di quel laboratorio teatrale di cui vi parlavo, e avremo come ospite speciale la professoressa Rosa Gazzara, una donna di 92 anni eccezionale,
con una vivacità di pensiero e con un'energia di cui io non posso che invidiarla. Domani ci sarà un incontro con Sergio Todesco, l'antropologo, che parlerà di Maria Costa. Sabato, sempre presso la nostra sede, Spazio Gliga, sabato ci sarà uno spettacolo teatrale su un testo di Domenico Tempio, però è vietato ai minori di anni 18 perché è un testo piuttosto serio. E concluderemo questo percorso a Villa Cianciafara con la professoressa Alba Crea della Filarmonica Laudamo, utilizzando un'altra parte del linguaggio delle nostre origini, delle nostre tradizioni, la musica colta. Non che la musica folcloristica non vada bene, ma esiste tutta una produzione della musica colta siciliana e del canto siciliano, e domenica ne avremo la possibilità di godere. Sono tutti eventi ad ingresso gratuito, l'abbiamo voluto proprio così perché doveva essere accessibile a tutti, tranne quello che è vietato ai minori di anni 18, e dunque siete invitati agli altri eventi, a meno che non c'è qualcuno che abbia 18 anni. Voglio concludere augurandovi un buon proseguimento, un buon incontro di oggi e una buona settimana della lingua siciliana. Questa è una tappa di un percorso più articolato che ci porterà subito, nell'imminente, a partecipare a un convegno che si terrà a Bruxelles il 7 di dicembre. Come associazione RP siamo stati invitati, mi è stato chiesto di individuare delle persone che potessero fare parte di una squadra di lavoro, e vi anticipo che la vostra dirigente farà parte di questa squadra. Infatti partiamo giorno 6, non so se lo sapevano, no, lo sapete adesso, la vostra dirigente farà parte di questo gruppo di lavoro che va a Bruxelles, e il tema è la lingua siciliana. Ce ne saranno altre di tappe, di iniziative e di attività che stiamo programmando, e voi sarete protagonisti, noi tutti saremo protagonisti. Dunque buon siciliano a tutti noi, buona settimana della lingua siciliana. Grazie a tutti. Adesso passiamo ed entriamo nel vivo dei lavori. Professore Magris, se vuole dare un attimo. Secondo me, Prego. forse è meglio che c'è il professore Rubini, Sì. così fa l'introduzione. Va bene. E poi Si accalma, professore, si accalma. Mi sposto. mi sposta qui. Grazie. Quando vuole. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono il professore Rubini della Media Mazzini qui accanto, sono presente con una rappresentanza di alunni che saluto. Allora, il mio intervento sarà molto tecnico, poi lascerò spazio, cercherò di essere breve, lascerò spazio a chi vorrà occuparsi della lingua siciliana in chiave più artistica, dialettale, poetica. Io vorrei fare un'introduzione di carattere tecnico-glottologico per inquadrare un po' quella che noi effettivamente dobbiamo chiamare lingua e non dialetto, perché l'equivoco qual è stato? Perché c'è sempre stato l'equivoco di considerare il siciliano, come altre parlate minoritarie d'Italia, una variante dell'italiano, ma l'italiano standard non ha dialetto. L'italiano standard è una lingua artificiale che è stata codificata nel corso dei secoli da linguisti, da poeti, da studiosi, quindi non c'è la lingua siciliana non ha alcuna attinenza con l'italiano standard. Infatti si tratta di lingue primarie, nel senso che entrambe derivano dal latino, direttamente dal latino, quindi il siciliano non è un dialetto dell'italiano, anzi possiamo dire che il siciliano come lingua contiene al suo interno dei dialetti. Il problema semmai è quello di stabilire quale dei dialetti dell'ambito linguistico siciliano possa essere preso come modello di riferimento. Allora qui dovremmo richiamarci alla letteratura della corte di Federico II, il siciliano aulico, una lingua anch'essa artificiale se vogliamo, perché codificata a fini poetici
è costituita da un gran numero di prestiti greci, latini, arabi. Attualmente non mi risulta che esista una lingua siciliana letteraria, e quindi quando si parla di lingua siciliana noi ci soffermiamo, ci basiamo sulle realtà locali o sulle lingue regionali. Se guardiamo la cartina che ho appena proiettato, vediamo che il dominio linguistico siciliano occupa ben 3 regioni. Il siciliano propriamente detto, quello indicato con il numero 3, è il nostro, che lo possiamo suddividere in siciliano, scusate un attimo, orientale, occidentale e poi alcune aree interne che sono caratterizzate da fenomeni metafonetici, e all'interno si inseriscono anche delle parlate di origine, possiamo dire, gallo-italica, cioè provenienti dal nord però sicilianizzate. E poi, oltrepassando lo stretto, nel quale però ritengo che non vi sia una discontinuità, per esempio tra il siciliano occidentale e il reggino, non credo che vi sia una discontinuità, se non per qualche fenomeno fonetico, come per esempio la mancata assimilazione dei nessi consonantici ND e MB, che in grosso modo nel dominio linguistico reggino non si riscontra. Per esempio in siciliano noi diciamo ayamma, annari, mentre in molti dialetti calabresi è gamba, andare, quindi questo nesso linguistico si conserva, ma per il resto non c'è una vera discontinuità, e quindi arriviamo al siciliano di Calabria, possiamo definirlo così, che occupa 3/4 della regione, mentre la parte più settentrionale rientra invece nel dominio linguistico napoletano. E poi non dimentichiamo il salentino, anch'esso fa parte della lingua siciliana. Infatti molti abitanti della punta estrema della penisola salentina riferiscono di non riuscire a comprendere il resto dei parlanti dialetti pugliesi, perché evidentemente li percepiscono così diversi da segnare una netta discontinuità tra il salentino e il resto dei dialetti pugliesi, che in effetti appartengono al dominio linguistico napoletano. Quindi questi due, lingua napoletana e lingua siciliana, segnano il confine esattamente nei colori che sono indicati nella cartina. Ora, quali sono le caratteristiche? Poi cercherò di soffermarmi di più sulle caratteristiche del dialetto dello Stretto. Quali sono le caratteristiche generali della lingua siciliana? Intanto una fonetica, un vocalismo ben diverso da quello italiano, e del quale sicuramente i poeti toscani avranno tenuto conto nel toscanizzare la poesia siciliana. Come possiamo vedere, il sistema vocalico siciliano prevede soltanto 2 vocali medie, E aperta e O aperta, non prevede l'utilizzo di vocali chiuse. Invece il sistema vocalico toscano, su cui si basa invece l'italiano standard, ha un sistema heptavocalico, quindi si basa su 7 vocali. Abbiamo vocali medie aperta e chiusa, sia sul lato palatale le E, sia sul lato velare le O, che forniscono anche un'opposizione semantica. Per esempio in italiano noi, grazie alla diversa apertura delle vocali, possiamo distinguere per parole come pesca, l'atto del pescare, anzi pesca con la E chiusa, l'atto del pescare, da pesca con la E aperta, che è il frutto. Chi parla siciliano ha un vantaggio, perché se dovesse studiare dizione, quindi dovesse in qualche modo cercare di recuperare la corretta pronuncia delle vocali medie, potrebbe fare affidamento alla lingua siciliana, perché la lingua siciliana ci permette, facendo un confronto sul momento, ci permette di stabilire qual è la vocale corretta da pronunciare in italiano. Se aperta o chiusa, noi diremmo, per riferirci alla pesca, la pronuncio chiuso, pesca, l'atto del pescare, diremmo avis, quindi è una E chiusa. Dove il siciliano ha una I oppure una U,
l'italiano standard ha una E chiusa o una O chiusa. Quindi facendo questo confronto possiamo ricavare, abbiamo questo vantaggio di poter ricavare la corretta pronuncia delle vocali medie italiane. E proseguendo, ecco, è giusto quando si parla di lingua siciliana vedere un po' quali sono le basi della lingua, che ci danno anche un modo, uno strumento per capire come certi fenomeni si siano evoluti nel tempo. Come vedete dalla cartina, i popoli più antichi che hanno abitato la Sicilia sono questi: Elini, Sicani, Siculi, a cui sono aggiunti greci, cartaginesi, poi romani, e poi ancora greci, non mi riferisco ai bizantini, arabi, no? E poi spagnoli, francesi e così via. Quindi c'è un mix linguistico straordinario che potrebbe anche essere alla base di quella potenza linguistica di cui parlavamo prima, del siciliano, che come lessico, come capacità di esprimere un pensiero, anche di veicolare emozioni, come lingua non è seconda a nessuno. E i Sicani Siculi sono i più antichi, ho dimenticato i cartaginesi, ma quella è una colonizzazione successiva. Sono le popolazioni più antiche. Di queste tre, Elini e Sicani probabilmente appartengono al sostrato mediterraneo, pre-indoeuropeo, mentre i Siculi, dal punto di vista linguistico, sono affini alle popolazioni italiche, quindi indoeuropee. Allora a questo punto noi possiamo chiederci che tracce hanno lasciato sulla lingua siciliana, perché quando noi parliamo di una lingua dal punto di vista sincronico dobbiamo fare anche un'indagine diacronica, capire quali sono le lingue che hanno influenzato la nostra parlata attuale dal passato e poi quelle successive, quindi parliamo di sostrato, le lingue precedenti, e le lingue che si sono sovrapposte dopo, però senza comportare la sparizione della lingua che stiamo analizzando. Sono le lingue di superstrato, alle quali aggiungerei anche le lingue di adstrato, cioè le lingue vicine. Per quanto riguarda il siciliano, ritengo che come lingua di adstrato si possa considerare il greco medievale, forse anche l'arabo. E vediamo un po' quali sono le tracce di sostrato. Ecco, io qui in questa cartina mostro la distribuzione dei popoli pre-indoeuropei o popoli mediterranei nella penisola. La macchia scura che vediamo in corrispondenza della Sicilia si riferisce alle popolazioni pre-indoeuropee, e vediamo anche in Sardegna la civiltà nuragica, quindi anche in Corsica, e per quanto riguarda l'Italia del nord si riferisce alle popolazioni liguri, paleoliguri e tirreniche, cioè etrusche. Che caratteristiche avevano queste lingue? Allora, dal punto di vista morfologico si trattava di lingue ergative, cioè lingue che confondono il complemento oggetto, lo confondono con il soggetto quando si trova in una condizione di stato, quindi non entro su questo dettaglio perché è molto tecnico e non riguarda, va al di là delle finalità di questo discorso. A noi interessa più la fonetica. Pare che queste lingue abbiano una forte tendenza a dentalizzare le consonanti liquide. Quando parlo di consonanti liquide mi riferisco alla R, ma soprattutto alla L. Un fenomeno che anche in latino in certi casi è stato osservato, come per esempio l'alternanza lingua-dingua. E in che cosa consiste questo fenomeno di sostrato in siciliano? Consiste nello svolgimento della doppia L, quindi della L, della lambda, no? Della doppia L geminata in un suono dentale. Un suono dentale che però in certe parti è una semplice D raddoppiata, ma nella maggior parte dei casi si tratta di una D cerebrale, cacuminale, quindi con la punta della lingua sul palato si pronuncia. Quindi non D, cavallo, ma cavallo, D, è una D che tocca proprio, vediamo se ho qui un diagramma, eccola qui, qua si vede benissimo, si vede la punta della lingua che tocca subito dietro gli alveoli. Questo svolgimento non è stato della doppia L in questo suono dentale, non è stato osservato soltanto in Sicilia,
ma curiosamente in tutte quelle regioni d'Italia, ma anche d'Europa, che sono state interessate dalla diffusione di queste lingue pre-indoeuropee. Per esempio qua mi sono portato dietro un appunto, e per esempio in Spagna, nelle Asturie, al posto della parola luna abbiamo duna, al posto di gallinas, gaddinas, quindi molto simile, un fenomeno molto simile al siciliano, sicuramente ricollegabile a queste popolazioni pre-indoeuropee che erano, prima dell'arrivo degli ari, chiamiamoli così, erano diffusi in tutta l'Europa, dall'Europa occidentale fino al Caucaso. Oggi, come relitto linguistico di queste antichissime lingue, che io definirei addirittura preistoriche, abbiamo il basco tra Francia e Spagna e le lingue kartveliane, cioè il georgiano del Caucaso, che sono rimaste ai margini, come sicuramente il professore Magris ben sa, perché discutiamo sempre. Quindi l'arrivo degli indoeuropei ha spezzato questa continuità linguistica. E in certe lingue queste tracce, queste abitudini articolatorie sono rimaste. In siciliano la più evidente è questo svolgimento della doppia L latina in doppia L. In Italia, oltre che in Sicilia, abbiamo fenomeni simili a, per esempio, nel dialetto di Carrara, gallina diventa gallina, oppure in Sardegna. In Sardegna è molto comune questo fenomeno, molto simile al siciliano in Sardegna. Oppure per esempio vediamo a Messina illu diventa ittu, cavallus cavattu, bellus bellu, fenomeno che sembra aver interessato anche il romaico calabrese, cioè mi riferisco al greco di Calabria, che sembra anch'esso interessato dal medesimo fenomeno, però non si capisce bene se per influsso del siciliano o per un meccanismo autonomo che sembra però essere presente anche a Creta, perché a Creta c'è un fenomeno simile e che potrebbe essere anche questo ricondotto alla lingua minoica, che non era greca, una lingua pre-indoeuropea, alla lingua che sta dietro la lineare A, potrebbe aver in qualche modo influenzato anche il dialetto cretese. Facciamo alcuni esempi: romaico calabrese, greco allos, un altro diventa agio, oppure ballo, getto, lancio, vaggio, bulloma, buttoma. Io ho preso alcuni, sono riuscito a recuperare alcuni esempi da Creta. La parola allos pare che a Creta venga pronunciato o agios, una tendenza allo svolgimento in R, agios, o trellos, trejos. E quindi se andiamo a vedere questa cartina potrebbe darci una conferma di quello che noi stavamo dicendo. Queste sono le aree gallo-italiche della Sicilia in cui il fenomeno però non è presente, e queste aree in cui il fenomeno non è presente corrispondono alla zona di maggiore diffusione delle popolazioni sicule, non sicane, quindi indoeuropee, mentre il resto della Sicilia era interessato dalla presenza di popolazioni pre-indoeuropee che sicuramente avranno lasciato questa traccia nell'articolazione della doppia L. Poi vediamo qualche altra diapositiva. Ecco, parlando del dialetto dell'area dello Stretto, io mi sono permesso di fare una piccola indagine. Intanto diciamo che l'area dello Stretto non si limita soltanto a questo braccio di mare che separa la Sicilia dalla Calabria, ma l'area dello Stretto, forse dal punto di vista geografico possiamo intenderlo così, ma non dal punto di vista culturale. Dal punto di vista culturale l'area dello Stretto si estende molto più a nord, oltrepassa anche Gioia Tauro, arriviamo a Capo Vaticano. Per quanto riguarda il sud, secondo me possiamo comprendere anche Taormina, Giardini. E ho notato che la Calabria è il territorio, cioè quindi il siciliano di Calabria, è il territorio dove questo fenomeno è molto più vario. Infatti se andiamo a guardare la cartina vediamo che per esempio nel territorio reggino la doppia L passa a doppia D capominale come nel siciliano standard, possiamo dire, quindi cavattu, iddu, quindi anche a palmi. Cardeto invece la consonante viene scempiata, invece nell'entroterra ha esiti diversi.
Per esempio, tanto prima anche Parapodio, Seminara, Melicuccà, invece di cavallo abbiamo cavallo, iglio, quindi abbiamo una diversificazione che si osserva a quanto pare solo in Calabria. Questo invece è quello che accade dall'altra parte, che però è meno perché siamo nella costa ionica, anche qui c'è una grossa diversificazione, qui invece siamo più a nord, qui invece siamo al confine con il dominio linguistico napoletano, dove il fenomeno tende a sparire in favore della conservazione della doppia L originaria. Ecco, io qua ho preparato anche una sorta di grafico che dovrebbe spiegare dal punto di vista fonetico come avviene l'evoluzione di tutte queste varietà della pronuncia della doppia L latina. Come vediamo, quindi abbiamo una pronuncia cacuminale prima della doppia L che poi passa a doppia T, si ha un'occlusione, l'aria non passa più ai lati della lingua ma si blocca, diventa occlusiva. E poi abbiamo altri fenomeni che però non sto qui a descrivere perché non rientrano nel nostro ambito, come per esempio una volta sono stato in certi paesi, certe località della Calabria del nord, quasi al confine con dominio con il napoletano, ho sentito qualcuno dire non cavallo, iglio, ma cavaggio, iglio, quindi degli esiti molto strani, molto particolari. Poi vediamo, ecco qui. Invece qua mi sono soffermato sull'aspetto sintattico. Questo è un argomento che il professor Magris conosce benissimo. Lo svolgimento delle frasi che contengono un verbo modale in siciliano hanno una costruzione che ricorda moltissimo quello di Alfredo. Per esempio, noi in siciliano non diremmo, in siciliano vero proprio non diremmo voglio mangiare, no? Ma dovremmo dire voglio mi mangio o voglio mi dormo, quel mi qualcuno lo confonde per un pronome personale, ma in realtà è una deformazione del latino modo, come se dicesse voglio che mangio, voglio che dormo, no? E ha una perfetta corrispondenza con una serie di lingue che rientrano in quella che fu l'area del dominio bizantino, quindi ritengo che si tratti di una lega linguistica detta in tedesco Sprachbund. Che cos'è una lega linguistica? Per lega linguistica intendiamo lingue che appartengono a famiglie diverse, in questo caso abbiamo latino, neogreco, albanese, quindi illirico, serbo, bulgaro, slave e rumeno, questo latino, che condividono la stessa identica costruzione sintattica. Di leghe linguistiche del mondo se ne trovano un po' dappertutto. Per esempio certe lingue del vicino Oriente, pur appartenendo a famiglie linguistiche diverse, condividono gli stessi tratti sintattici come turco, persiano, arabo, o anche in Estremo Oriente, lingue di famiglie completamente diverse, anche in quel caso condividono gli stessi tratti sintattici come cinese, giapponese, coreano, thailandese, vietnamita, che fra di loro non hanno alcuna parentela. Nel caso del siciliano vediamo questa esatta corrispondenza nella struttura sintattica con il neogreco thelo, nafao, quel na che è una derivazione di ina in greco, no? Introduciamo una proposizione finale e si riduce per aferesi, si riduce a na. Albanese duate ha, serbo jelim da jeden, bulgaro iskam da yam, rumeno ashvrea samanan. La costruzione è perfettamente identica e anche questa costruzione è un tratto peculiare della lingua siciliana, della sintassi siciliana. Poi per quanto riguarda in particolare, così chiudo subito, il dialetto messinese, ho individuato alcune particolarità. Abbiamo la perdita, quindi per aferesi, della A iniziale prima di una consonante doppia, come per esempio avvolgere, dovrebbe essere ammugliare, no? Dovrebbe essere ammugliare. Oppure per esempio Mugliamo i cupa. sì. Che io spiego da un Veneto una volta e gli ho detto dobbiamo avvolgere le bambole e lui non riusciva, io ho detto mugliamo i cupa. Dovrebbe essere ammugliamo, però c'è questa perdita. Mugliamo i cupa, Esatto. No, ora no, adesso.
Oppure per esempio lo stesso fenomeno si riscontra quando c'è un nesso consonantico complesso, come per esempio anvitari diventa invitari, o ancora abbiamo l'assimilazione della gine in S gr, per esempio grosso diventa rosso, che per esempio in calabrese si osserva sì, ma non con la stessa frequenza con cui si osserva nel messinese. Oppure per esempio la sostituzione della labbio velare v con v, guardari, guardari, anche se però nel resto in italiano mi pare di origine araba, e poi la forte assimilazione del nesso rt, per esempio purtari diventa puttari, tipico del siciliano, messinese. E l'ultima cosa, e chiudo, è l'utilizzo che è tipico solo del messinese, in buona parte anche del dialetto reggino. La I in posizione atona è una I molto cupa, molto scura, che ricorda molto quella, una certa vocale in uso nel russo e anche nel turco. Per esempio, io qui ho preso degli esempi. Messina, noi diciamo Messina, si dovrebbe dire così, ma in effetti è Messina, perché la prima I in posizione atona che cupa non si sente in maniera pulita. Oppure per esempio Milazzo, vai a Milazzo, no, in realtà si dovrebbe dire vai a Milazzo, che la prima I è una I molto cupa. Oppure per esempio Vidiri, non è Vidiri ma è Vidiri, anche se forse per il flusso delle lingue vicine tendiamo a eliminare questa pronuncia, forse ci può apparire un po' come registro linguistico, ci può sembrare un po' basso, ma è una caratteristica tipica del dialetto messinese. Vabbè, io ritengo di aver concluso con questo intervento. Grazie a tutti per l'attenzione. Allora, pausa di 5-10 minuti per aprire la presentazione e poi di nuovo qua. Professore, quando vuole. Buongiorno a tutti, con vero piacere abbiamo aderito all'invito della Preside, ecco, per coinvolgere gli alunni interessati a questa giornata della lingua siciliana. Grazie all'introduzione della Preside e alla relazione del professore Lupini, ora avete più chiara l'estensione nello spazio e nel tempo della lingua siciliana. Ed è giusto che ne prendiate coscienza, perché è vero che oggi gli alunni ricevono tante sollecitazioni ad imparare lingue straniere, a conseguire certificati, certificazioni e quant'altro, e questo potrebbe però ingenerare una falsa illusione, cioè quello, come dico io spesso ai miei alunni, di vivere alla periferia di New York o di Londra e a sentirsi così una massa di diseredati senza bagaglio culturale e senza una dignità. Non è così, voi non siete la periferia né di New York, né di Londra, né di Parigi, né di Madrid, tanto per non limitarci, ma voi siete al centro della storia, al centro del Mediterraneo, al centro del divenire della civiltà. Ora, brevemente, perché poi passerò la parola ai due miei alunni che leggeranno due favolette di stampo esopico, scritte in dialetto siciliano dalla buonanima del professore Cavarra, illustre docente di questa città e studioso della lingua e del dialetto, perché questo volumetto che ho recuperato perché non si trova più si chiama Cantaros. Ora, il Cantaros nell'arte greca antica era un vaso nobile. In siciliano invece un cantaro
vuoi sapere cos'è la traduzione equivalente in siciliano e rinale? Cioè il vaso della notte, qui non sapete né cancro né rinale perché giustamente godete dei servizi sanitari, ma diciamo nelle generazioni trascorse, quando i servizi sanitari erano rappresentati appunto dal vaso della notte, in dialetto si chiama ocantolo, e cioè la degenerazione, l'uso catacretico del linguaggio da oggetto nobile a oggetto appunto meno nobile, più di uso quotidiano nell'ambito del gergo basso. E allora il professore Cavarra nel 2007, dopo che scrisse quest'opera in dialetto di Limina, del suo paese, e dopo averla corredata nel testo italiano mi disse: ma perché non la traduci in greco moderno? E quindi abbiamo fatto un'edizione trilingue, siciliano, italiano e greco moderno. Nel 2012 il comune di Messina è stato dichiarato comune di minoranza linguistica greca, grazie all'opera della comunità ellenica di cui sono presidente pro tempore, di circa 300 greci, 300-400 greci che stiamo a Messina. Abbiamo ottenuto, grazie alla legge 482 del 99, lo status di minoranza linguistica garantita appunto dalla legge. Per questo il Comune di Messina ha già elaborato 4 programmi di formazione per gli impiegati, di formazione anche di conoscenza, di una conoscenza per gli studenti delle scuole dell'obbligo e della scuola superiore. Quindi ci sono diverse azioni anche per il consolidamento della conoscenza del greco moderno a Messina. Quest'anno già 2 classi del Mauro Lirico hanno frequentato il corso di 15 ore, inizieremo con la quarta A e con la quarta C dal mese di gennaio, quindi perlomeno si diffonde una coscienza, ecco, e una elementare conoscenza di questa lingua che, come è stato anche detto dal professore Lupini, è un'importante lingua di addestrato del siciliano. Questo può portare anche, lo suggerisco al dottore Liotta, anche a eventuali collegamenti internazionali con realtà greche che hanno grande passato storico in comune con la Sicilia, non è una cosa fuori luogo. Ora invito Celona e Smilile, invito Celona e Smilile, venite qua, leggete la poesia in dialetto siciliano del professore Cavarra. Posso intervenire? Un applauso di incoraggiamento. Tranquillo, non ci diciamo niente a casa. Allora, un attimo. Tranquillo, non ti va. Guardate che le poesie hanno un contenuto morale su cui dovete riflettere. Ora abbiamo scherzato, però dico, ora riqualifichiamo il silenzio. State buoni. Allora, Aguda lo scecco. Signori, ma chi è? Come si chiama? A chi mi serve? Lo scecco domandava quando si vitti una cosa longa che ci veniva in tuo mezzo da lei. Chissà si chiama Aguda e ti serve per cacciare i moschi fastidiosi. Signori, ma mi torna troppo un oggio, rivate in mille a sta cosa che appenni. O signori picchiavo e ci allevavo. L'estate era i porti e in conciata i moschi mi arrivarono in ganfottio. O scecco gli assamava come un turco. Scecco quando non si altro, lo vedi come lo sono io? Signori, facetemi un favore, tu faccio, ma ricordo. Caguto senza coda, scecco resti. A poncia lo porco. O signori, ficio mullo e pedi ce ne desse a tutti gli animali, a codui, a cuguaccio, a cumini. O porco ci toccare guaccio iammi e una coda.
Vedendo i passarelli, i pitti russi e tutti i lauciacelli volari, gli autuni sopra l'ali, o porco d'invidia si picchiava, e uno signoruzzo si inniu a ciancere minescia. Signoruzzo, facessi figli e figliasci, e a celli ci desi pedi e ali. A mia solo 4 anni, che per fare dei cimeci ci metto chiudo un'ora. Signori, non facessi la cosa giusta. Volendoci tappare da boccazza, u signori, potendolo, un paro d'ali ci taccava sopra schiena. E o porco, felice, puruido, cielo, scominciava a sbulazzare. Ma volando, chiamava porco, più non si vitti. Erano gli ultimi giorni di giornetto e l'aria era tutto fogonetto. L'ali si squagliarono e o porcellazzo a terra sciamazzava. Cadendo, desi forte catestazza e ci ne uscì una punta da funciazza. Bravi. Vi leggo la traduzione in greco moderno di queste simpatiche favolette, vero? Avete preso il significato, cucina come vuoi e sempre cucuzza. E quindi, o qualcuno o senza coda, uno è sempre scelto. Allora, la coda dell'asino, tu gai dove ora. Chirie matine, postillene, tipi criasome, rodi se ocaidano, sotanide, namacrosteno, pragma, tutto cremusia, popisso. Aftine iura, tipi criasise, gianadioxidis miges. Chirie, ma in oclipoli, lugaltimo aftoto cremassari, tinevel giunao Kyrios, tocalocherier cotane, che i miges aftonis, ogaido santuscos plastimuse, gaidal puisse, Ibrio Kyrios plebis pospigel, Kyrios asparacalò, ed axi, sudigano di cari alla timissu, me il corisura gaidalo sisse. Ora quella del porcellino. O Kyrios eprasito cosmo, che podia edo se ho la tasoa, che na Dio se ha lo destra, se ha lo chilia. Son Chiro e ti cantesse la polia che mi ora. O Chiros, vlepon da sto sburghiti, to cochino lemi, che ola dai polipa pugliana, petane, psilame da fteratus, ta zilepste, che pighe son Chirio, na paraponiti. Chirie mascanate vutiropeda, che schilopeda, sta pugliata osate podia che ftera, che se mena mono tessera podia, che na per patisso, pete petra, teli pano po mia ora. Denine dicio, o Kyrios, με το που ήθελε να βουλώσει τη στοματάρα του, του έβαλε 2 φτερά στυράκι και εκείνος επιτέλους ευτυχής άρχισε να πετάει στον ουρανό και σιγά σιγά τόσο μακριά έφτασε που δεν φαινόταν. Ήτανε τέλος του Ιούλη και ο αέρας πύρινος. Λιώσανε του χείρου τα φτερά και το γουρουνάκι σωριάστηκε χάμω. Τύπησε δυνατά το κεφάλι και του βγήκε πελώριο μουσίδι. Allora, la dottoressa Celi del centro Maria Costa. Maria Costa è una poetessa l'unica depositaria del dialetto messinese, pre-terremoto, direttamente appreso e mai dismesso in 90 anni di vita. A lei e al suo universo poetico e semantico sono state dedicate alcune tesi di laurea, numerosi studi specialistici. Su di lei sono stati realizzati diversi documentari, come il film Come le onde di Fabio Schifilliti, che mi farebbe piacere che fosse proiettato anche qui. Poi abbiamo un film di Antonio Ferreri su Colapesce, ma abbiamo anche registi giapponesi, tedeschi e francesi.
che la fama di Maria Costa si è espansa nel mondo, nonostante lei sia sempre vissuta nel borgo marinaro di Casabasse, culla del suo sapere. Maria Costa è la regina del mare e della poesia siciliana, dichiarata patrimonio immateriale dell'UNESCO e residente anche nel villaggio Paradiso, dove speriamo di poter promuovere la cultura siciliana e tutto il borgo marinaro. Essa nacque il 15 dicembre del 1926 e rappresenta per la nostra città e per l'intera Sicilia una grande interprete della poesia e dell'arte popolare. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, come il premio Colapesce, il premio Ignazio Puntitta, e molte televisioni, come ho detto, si sono rivolte a lei. Oltre a ricevere nel 2006, ad opera di Sergio Todesco, il riconoscimento di tesoro umano vivente. Oggi la casa natale di Maria Costa è diventata lo scrigno dei suoi cimeli ed è stata trasformata in una casa museo, sede di un centro studi e di attività culturali varie. Ora abbiamo anche ricevuto dal demanio la possibilità di intitolare la piazzetta con l'affaccio al mare a Maria Costa e lo spazio antecedente. Il centro studi promuove attraverso diverse iniziative la vasta produzione di Maria Costa, organizza dei seminari di poesia dialettale con particolare attenzione alle tradizioni messinesi e siciliane, concorsi di poesie. I soci fondatori del centro studi Maria Costa sono il presidente, il dottor Lillo Alessandro, la vicepresidente Anna Maria Sceli, che sono io, Maurizio Costa, nipote della poetessa, Mario Sarica, Sergio Todesco, Antonio Barbera, Giuseppe Ruggeri, Nino Principato, Linda Schivani e Gisella Scrioni. Tra i soci onorari che sempre hanno ricordato Maria abbiamo l'onorevole Giovanni Ardizzone, Monsignor Letterio Ulletta, Filippo Isolino, che ci ha sempre seguito, Giuseppe Rauno, Italia Moroni Cicciò, Fortunata Cafiero e il dottore Angelo Caristi del circolo del Museo del Novecento. Ora Maria, indipendentemente da tutti, era una donna del popolo, figlia di pescatori, generosa, che ha vissuto le due guerre nel suo borgo marinaro e ha saputo cogliere tutte le notizie della tradizione orale che allora c'erano e ce le ha consegnate. Ecco perché noi al centro studi ci facciamo promotori di queste rimembranze e della figura di Maria. Vi aspettiamo in visita alla casa museo di Maria Costa per cogliere anche voi quell'afflato poetico che lei ci ha lasciato. Ho scelto di leggere questa poesia perché ricordo che accompagnai Maria Costa qui proprio al liceo Mauro Ligo nella notte dei licei, e siccome da poco avevamo fatto un progetto su Antonello da Messina nelle scuole, che è un altro polo di eccellenza della nostra Messina, allora Maria scrisse questa poesia su Antonello, che ora vi leggerò. Era il 2003, sono passati 20 anni, sembra ieri. Antonello, in terre lontane lassasti l'impronta, quei tirio d'amici che non hanno confronto. Da terra di Fiandre, da Romania, onorasti a tua terra e tutta mia. Venezia, Anversa, Palermo e sì più, ma quanto è pietoso tu Cristo Gesù, ma quanto è serafica d'annunziata, è incanto, chimera, è una cosa affatata, e in ogni tira di Dio affrescata si vede a colonna d'ammacolata, un poeta, un ladrone, crocifissione, che meraviglia, che celeste visione,
a corte sforzes che una vera chiaria, benedetta da mani a dobro sapia. O figlio di Zancle, o divino pittore, arrivano cielo i tuoi immensi valori e vanno primori dell'eternità di Poli e Turchino da sua a Bogotà. E girano di libri di storia con di Antonello vestito di gloria, di lauree, mirti e corone d'amore, e sono i zampugni d'antichi pastori. Si stende a cometa la nostra Messina, si sole, si lustro e si luna china. Maria Costa, grazie. Mentre invito il professore Foscarini a venire qui al tavolo della Presidenza, porto i saluti del dottore Mario Sarica, direttore del Museo di Gesso, che è impossibilitato a partecipare. Quindi ecco, professore Foscarini, prego. Buongiorno a tutti, intanto rinnovo il mio benvenuto ai nostri ospiti, in particolare agli alunni della scuola media Mazzini. Premetto immediatamente che il mio intervento sarà molto breve, perché in realtà in questo evento, in questa occasione, il mio ruolo è stato quello di lanciare una proposta di ricerca ai nostri alunni e di coordinare il loro lavoro. L'idea di partenza è stata quella di approfondire la conoscenza di un testo musicale in lingua siciliana che appartiene al repertorio folk pop contemporaneo. Sto parlando della canzone Mocarta, lanciata nel 1989 da un gruppo musicale messinese, i Concertu. Alcuni dei nostri alunni che già sono impegnati nelle attività del coro d'istituto e che sono guidati dalla sapiente cura della professoressa Margherita Casalino hanno prestato il loro tempo e la loro sensibilità musicale e umana all'interpretazione vocale e strumentale proprio di questa canzone. Quindi la ascolteremo dal vivo dalla voce di Mirko Aveni, Andrea Borzì e Camilla Paratore, e con l'accompagnamento degli strumentisti Sofia Muffoletto al violino, Filippo Vita alla chitarra elettrica, Giuseppe Vita al basso, Filippo Andaloro alle percussioni e Cristina Cannavò al pianoforte. Tra l'altro è anche il debutto di questa band del Mauro Lico che normalmente si esibisce attraverso le attività del coro a voce nuda, mentre in questo caso appunto abbiamo creato appositamente ad hoc un gruppo musicale per l'interpretazione di questo testo. Seguirà l'intervento di Emanuele Scaramuzzino, che ci aiuterà invece a conoscere meglio la storia di questa canzone e anche i suoi sorprendenti retroscena, e anche a comprendere meglio quanto la musica popolare siciliana tuttora sia profondamente connessa con la tradizione poetica dei nostri antenati greci. E infine, se vi farà piacere, arricchiti delle nuove consapevolezze che sicuramente ci regalerà l'analisi del testo condotta da Emanuele, riascolteremo la canzone grazie alla voce e agli strumenti dei nostri meravigliosi alunni. Allora io lascerei subito spazio a loro, quindi chiamerei questa nostra band che ha studiato questo testo per farvi ascoltare. Sì, e poi ci sarà l'intervento del ragazzo che spiegherà. Lei ci deve rispondere cortesia. Vabbè, canti. Allora, ora vi prego una cosa, siccome dobbiamo stare attenti a come loro si comportano,
e abbiamo un microfono ambientale, non facete traffico, facciamo di spendere bene e io così faccio un bel video, spero almeno. Aspettate un attimo. Lei può fare quello che vuole e basta che uno dice prima. Lei quando vuole ci penso io, lei mi dice dove si mette. No, per carità, una volta uno non scava. Un attimo solo, per favore. No, lui è l'opera. Solo per questa giacca terribile. Ma va. Non gliela faccio a prendervi tutti. Va bene, allora facciamo così. Preoccupiamoci meglio dell'audio. Io vado poi di video a mano libera. L'importante è che ci sia l'audio. Prove di tecnica di trasmissione. Quando volete.
quelli della nostra età, quando eravamo più o meno della vostra età, ci ha fatto sentire davvero bene e potenti, ecco. Grazie. Sì, sì. Amico, sono pronto per lei. Come va bene? Sì, penso sì. Aspetta. Più che altro forse il microfono mi servirebbe perché non si può sentire la mia voce in maniera chiara. Io ti posso dire che questo qua verrà bene. Sì, una cosa devo prendere il microfono. Aprire il microfono. Non penso che con la mia voce normale dal fondo si riesca a sentirmi correttamente, sì. Bene. Forse quello portato troppo. Bene, così adesso dovrebbe andare. Innanzitutto buongiorno a tutti, allora io farò questo intervento, sono molto chiaramente contento di essere qui e chiaramente quello che andrete a sentire è un'analisi del testo ma anche una contestualizzazione storica della canzone Mocarta. La canzone Mocarta è nota per essere un classico della musica leggera contemporanea siciliana, diventando uno dei massimi esempi dell'etnofolk nostrano. Pubblicata nel 1989 dal gruppo musicale messinese Concertu, il suo testo è ispirato ad una antecedente canzone della tradizione isolana, salitana, trascritta e pubblicata nel corpus di musiche popolari siciliane di Alberto Favara, musicologo e compositore siciliano. La canzone ha un testo piuttosto breve e ripetitivo, proprio perché ripreso dalla tradizione popolare, la cui caratteristica è la facile eseguibilità dei brani. Non di meno, la lunga e originale composizione musicale che accompagna la voce solista riesce a dare ancora più l'idea di una serenata notturna. La canzone dei Concerto, infatti, scritta da Maurizio Mastroeni e Pippo Barrile e intonata da quest'ultimo, narra la vicenda di un innamorato che canta un ultimo saluto alla Matarosa sotto la sua finestra. Tuttavia, risulta indispensabile, ai fini della contestualizzazione dell'opera, la nota introduttiva che Alberto Favara pone alla canzone salitana. Una volta non proseguito fu pigliato dagli sbirri e uscito Mannau, mentre si riportavano, ieri, prima di la carcera, a cantare in talasciata di la sonna murata e gli sbirri ce lo portarono. Una volta un ricercato fu catturato dagli sbirri e lui domandò, mentre lo portavano in carcere, di essere condotto prima a cantare sotto la finestra della sua innamorata. L'innamorato in questione è un ricercato catturato dagli sgherri di un principe, Mocarta, che come ultimo desiderio, prima di essere incarcerato, avrebbe espresso quello di poter salutare la propria amata un'ultima volta. La vicenda è ispirata a una leggenda popolare, ambientata nella Sicilia occidentale durante gli ultimi anni di dominazione araba. Mocarta era un condottiero saraceno che aveva svolto un ruolo di primo piano tra le schiere arabe che difendevano la Sicilia dall'invasione normanna guidata da Ruggero I d'Altavilla, e questi, sconfiggendo il principe arabo intorno al 1072 presso Castello Mocarta, avrebbe reso questa località un arcivescovato, nonché città regia normanna. Come suggeriscono le carte medievali, la località di Mocarta è oggi Mazara del Vallo. Non a caso, una delle piazze principali è a lui dedicata, Piazza Mocarta, dove sorge un arco normanno fatto erigere dal medesimo Ruggero d'Altavilla in difesa della città a seguito del tentativo di riconquista del condottiero saraceno. Mocarta assume un significato ancora più simbolico per i siciliani se si considera che in questo luogo il Gran Conte Ruggero I convocò una delle prime assise parlamentari della storia nel 1097. Si tratta de facto dell'istituzione del primo Parlamento siciliano, che poi trovò ratifica de iure nel 1130 con la convocazione a Palermo delle curie generales da parte di Ruggero II per la proclamazione del primo re di Sicilia. Mocarta si configura come una canzone intrisa di storia e tradizione siciliana e per certi versi persino siciliota. Infatti, seppur narrando eventi ambientati nella Sicilia arabo-normanna, il genere del notturno è di origine prettamente greca. L'innamorato trattenuto da un qualsiasi tipo di impedimento, di tipo
fisico come la porta o la finestra, o umano come l'amministrazione della giustizia, da raggiungere la propria amata nonostante le sue querule e preghiere, interpreta perfettamente la figura dell'exclusus amator, caratteristico del paraclausituron, letteralmente il lamento presso la porta. Questo motivo letterario è ampiamente presente nella tradizione musicale siciliana e anche in Mocarta, richiamando così il passato millenario della Sicilia e la sua altrettanto longeva tradizione. Le origini del paraclausituron affondano le radici nella tradizione letteraria greca, diventando topos ricorrente dell'intera letteratura antica, dall'elegia all'epigramma fino alla lirica e al teatro, e fonte di ispirazione persino per la poesia trovadorica e medievale. Esso pervade con le sue caratteristiche numerosi testi ed opere trattanti la tematica dell'amore, rendendo celebre l'immagine della serenata o del lamento dell'innamorato dietro la porta o la finestra dell'innamorata e della sua amata. Il termine paraclausituron è un apax legomenon tratto dall'Erotikos, l'Amatorius di Plutarco, un'opera morale in forma dialogica in cui l'amore è trattato dall'autore ispirandosi alla filosofia platonica, presentando così una visione idealizzata di Eros, sostenendo il potere invincibile dell'amore sugli uomini. La teoria più comunemente accolta sull'etimologia del termine paraclausituron, avanzata dal professore e scrittore francese Henri de la Ville de Mirmont, propone l'affiancamento del verbo paraclaio, letteralmente lamentarsi presso davanti, e del sostantivo tiura, porta, tradotto come lamento presso la porta. Eppure si potrebbe erroneamente credere che l'elemento claus derivi dal verbo kleio, chiudere, e non da claio, lamentarsi, traducendo così come canto dietro la porta chiusa. È plausibile che la somiglianza fonetica tra claus e le forme del perfetto del supino del verbo latino claudo, chiudere, ovvero clausi e clausum, abbiano favorito questa erronea interpretazione del termine. Per quanto concerne la semasiologia, il termine è chiaramente un aggettivo, accompagnato in origine dal sostantivo melos, canto. Il Journal of American Philology, in un articolo del 1920 scritto da H.V. Cantor e pubblicato dalla Johns Hopkins University del Maryland, sostiene l'ipotesi che il termine potesse aver assunto il significato esplicito di canto alla donna che ti tiene chiusa la porta, paraclausituron melos, così come eplas paraclausituros intenderebbe la donna che ti chiude la porta, non tralasciando qualche sfumatura di critica alla potenza invincibile distruttrice di Eros e la conseguente umiliazione. Sebbene il primo riferimento documentato del termine paraclausituron risalga all'età ellenistica, non ci sono dubbi che esso tragga anche le sue origini e comunque fosse presente nella letteratura greca già da molto tempo addietro. Esistono validi riferimenti letterari nel VI secolo a.C., sebbene la presenza di tutti e quattro gli elementi imprescindibili del paraclausituron sia attestato per la prima volta nelle Ecclesiazuse di Aristofane del 392-391 a.C. In questa commedia sono presenti sia la figura dell'exclusus amator e dell'amata, sia i tentativi del primo di raggiungere la seconda nonostante l'impedimento fisico di una porta chiusa in questo caso. I suddetti quattro elementi formano i nuclei tematici imprescindibili del paraclausituron, a cui se ne possono aggiungere diversi altri, non per forza necessari alla sua realizzazione, sebbene caratteristici. Tornando ora alla nostra canzone siciliana, nel testo di Mocarta sono preversi diversi nuclei tematici propri del paraclausituron. Tuttavia la canzone ne altera leggermente le caratteristiche in un'interpretazione più moderna rispetto al paradigma greco e romano. Infatti, mentre nel paraclausituron classico l'innamorato si dispera, si lamenta ed inveisce dietro e contro la porta, qui l'exclusus amator si trova di fronte ad un altro elemento, la finestra, a finestra amata, come appunto suggerito dalla canzone, la quale però non costituisce il vero ostacolo. D'altro canto, la porta dovrebbe simboleggiare l'impedimento per l'innamorato di congiungersi con l'amata, vera responsabile della chiusura di essa. E in questo caso la barriera non è né di carattere sentimentale, quindi si deduce che l'amata ricambia il sentimento d'affetto dell'uomo, né fisico in senso stretto, bensì è rappresentato dalla guardia che lo sorveglia. Come abbiamo detto poc'anzi, stiamo parlando ormai di un detenuto, un prossimo detenuto. E così l'exclusus amator si evolve in reclusus amator. Ne segue la dimostrazione dell'evoluzione del concetto di impedimento, già operata da Ovidio nelle sue elegie. È significativo individuare come nella poesia latina questo concetto venga identificato con diverse metafore a seconda degli autori.
Temi ricorrenti del Paraclausituron sono la preghiera dell'innamorato di aprire la porta e le successive accuse di crudeltà all'amata o alla porta stessa. Esempi dal mondo romano vengono così da Tibullo e da Properzio, i quali, riferendosi direttamente alla Janua, porta, la identificano come colpevole delle loro sofferenze. Ovidio, invece, attribuisce la figura metaforica dell'impedimento non più all'oggetto della porta, ma al soggetto che determina la chiusura, il custos o ianitor. Mocarta inserisce così il motivo letterario del Paraclausituron in un contesto più drammatico, in cui il potere dei sentimenti cede di fronte alla coercizione della legge del sovrano, rappresentato dalla guardia stessa. Tuttavia sono presenti diversi elementi tematici che confermano e intensificano il rapporto letterario tra la canzone ed il genere di origine greca. Per esempio l'ambientazione è quella notturna, passo di notte e ti saluto sciata. La veglia dell'innamorato, uno dei nuclei tematici del genere più ricorrenti in assoluto, con l'arma che interviene con il sorgere del sole a mettere fine alle sofferenze del povero innamorato. Inoltre, non mancano i lamenti e le disperazioni da parte dell'exclusus amator, come quando si fa riferimento alla miseria dei poveri suonatori, come l'innamorato stesso. Poeti suonatori e stampasanti campano sempre poveri e pizzenti, proiettando così l'immaginario della rassegnazione dell'innamorato conscio della miseria a cui è effettivamente destinato e non può farci nulla. Disperazione manifestata anche dai costanti richiami per nome all'amata, accompagnati spesso dall'epiteto bella figliola. Il richiamo per nome, Rosa, testimonia la presenza anche della captatio benevolenzie e dell'appello alla divinità. Spesso l'innamorato gioca sul nome dell'amata, paragonandolo all'omonimo fiore e soprattutto chiamandola Lumelio Ciuri di Luparadiso. Emerge così, seppur moderatamente, un riferimento alla sfera divina e religiosa. Nel Paraclausituron greco è molto comune l'appello alla divinità, soprattutto ad Eros e Afrodite. Pensate, in una delle testimonianze scritte più antiche di Paraclausituron, tratto proprio dalle Ecclesiazuse di Aristofane, il richiamo al divino è perfettamente esplicito. Ic numais Eros, kai poieson, tendes eunen, tenne men ichestai. Ti supplico, Eros, liberami e fa che costei giunga nel mio letto. Ciò testimonia l'imprescindibile binomio amore e divino che caratterizza il genere sin dalle sue origini. Anche in Mocarta, l'exclusus amator conferisce una sfera divina all'amata, aspetto caratteristico del Paraclausituron medievale presente nella poesia trovadorica. Inoltre, è significativo il passo in cui l'innamorato, con estrema umiltà, dichiara di non avere nulla da offrire all'amata, se non il dono della sua voce. Ti posso offrire solo una cantata, solo sta voce mi detti la vita. Questo passo fonde così il tema del dono e dell'adorazione dell'amata con la disperazione, che culmina definitivamente con il richiamo finale caratterizzato per la drammatica ripetizione dell'anafora che ben si presta al fine musicale. Nesci rosa, per dire una cosa. In breve conclusione, la canzone Mocarta è un caleidoscopio della cultura siciliana e della tradizione musicale e letteraria della nostra regione. Il motivo letterario del Paraclausituron permette di poter riconoscere nella tradizione popolare dell'isola il suo glorioso passato, seppur remoto e miticizzato. Eppure l'eredità ellenica ed ellenistica persiste nelle tradizioni e nei costumi, rendendo impossibile non confrontarsi con essa ogni qualvolta che si cerchi di inserirsi e di studiare quelle che sono le origini e la cultura stessa dell'isola del Mediterraneo. E allo stesso tempo Mocarta è così testimone di passato e presente, che per la Sicilia hanno sempre rappresentato i principali tempi in cui coniugare la vita e la storia. Grazie. E come vi dicevo, dopo aver ascoltato e io penso che in questa mattinata grazie a questo evento abbiamo aggiunto un tassello a quella che è la formazione dei nostri ragazzi e la cosa più bella è che loro interpretano e quindi attraverso loro viviamo la passione, l'emozione, il sentimento, la bellezza e la gioia di poter parlare di cultura e in questo caso, nel caso specifico della nostra Sicilia, della nostra terra
del senso di appartenenza alla nostra terra che noi dobbiamo in qualche modo trasmettere ai nostri ragazzi, e penso che oggi, grazie a tutti voi, grazie ai relatori, grazie a Davide Liotta che è appunto artefice, promotore di tutto questo, ai professori che, come avete visto, il professore Foscarini, il professore Magris oggi in maniera particolare, ma sempre tutti i professori, il professore Lupini che diciamo ho conosciuto oggi, che riescono a trasmettere quella passione, quella meraviglia di cui parlava Aristotele nel processo di insegnamento-apprendimento. Grazie a tutti, grazie veramente di cuore per questa grande partecipazione e grazie ad Anna Maria Sceli che ha riportato anche qui in questo istituto Anna Maria Costa, la poetessa, la grande poetessa, e a voi ragazzi dico grazie perché siete sempre protagonisti, appassionati, e noi siamo felici di trasmettervi, anche di dare a voi questo testimone, perché la Sicilia, perché la lingua siciliana, il dialetto siciliano, chiamiamolo così, possa vivere ancora e possa assurgere a quella come dire, a quella sua importanza che in questo momento sembra dimenticata. Andremo a Bruxelles, come diceva, a portare ancora e a dare voce a tutto questo nostro lavoro, a questo diciamo particolare momento, e avremo voi con noi in mente e diciamo questa bellezza che ci avete portato oggi. Grazie a tutti. Il Maurolico non si smentisce da questo punto di vista perché è già protagonista e artefice di produzioni di eccellenza, Centopassi, Marifora, e questa di oggi è estremamente importante. Credo che abbiate colto nel segno. E a che cosa mi riferisco? L'approccio alla lingua siciliana può essere certamente fatto attraverso dei tecnicismi, attraverso una pratica corretta di alcuni meccanismi, ma l'arte per fortuna ci viene in soccorso. L'arte, come la musica, piuttosto che la poesia o la letteratura in generale, può avvicinare in modo più semplice, in modo più facile, perché se riusciamo ad incidere sui sentimenti, sulle emozioni è più semplice, è ancora più potente. Io desideravo poter concludere questo momento mettendo in evidenza un compagno del viaggio che abbiamo intrapreso. Non l'ho fatto all'inizio, ma lo volevo fare in conclusione. Mi riferisco a Joseph Villery, mi riferisco a Todo Modo, perché l'editore Joseph Villery, in tempi non sospetti, circa 10 anni fa, se non ricordo male, quando lui ha deciso di intraprendere questo percorso, ha inserito nel suo linguaggio, nella sua comunicazione, modi di dire, termini, proprio perché si voleva avvicinare alle persone, perché voleva essere con la gente, tra la gente, voleva toccare il cuore. Infatti Todo Modo in questo progetto è un partner importante, e queste riprese che abbiamo fatto non sono solo per avere un ricordo, ma perché contribuiscono a un archivio di testimonianze e di contributi che poi saranno oggetto di analisi, di studio per questo percorso che dobbiamo fare. E vi anticipo che questo pezzo io lo farò avere a Nello Mastroeni, a Giacomo Farina, a Roberto De Domenico, a Faisal. Chi sono? Sono alcuni componenti dei concerti. Credo che saranno felici di ascoltare quello che avete fatto. Grazie a tutti, buona settimana dalla lingua siciliana, buon siciliano.